Bentornati al nostro appuntamento settimanale con le ciacole e gli sforizi. Sappiamo che è un appuntamento a cui sono particolarmente legata in quanto diventa un'occasione per parlare del nostro territorio e oggi voglio soffermarmi ancora sul territorio appartenente al comune di Bagnolo di Po dove noi siamo, in quanto c'è stata una figura rappresentativa nel mondo letterario, nel mondo giornalistico, che è stata appunto la signora Gisa, ma in realtà sto parlando della figura di Adalgisa Calzavarini, che ha dato addirittura il nome alla scuola primaria tuttora attiva nel nostro territorio. Una figura rappresentativa, dicevo, la signora Adalgisa, in quanto è stata tra le prime donne ad essere iscritta all'albo dei giornalisti delle Tre Venezie. Pensate che la sua tessera è la tessera numero 4. È stata importante però come figura in quanto è stata tra le fondatrici della rivista La Vita Scolastica, una rivista di riferimento per gli insegnanti e per tutto il mondo della scuola. È stata poi ispiratrice tra persone che l'hanno conosciuta e che tramandano il ricordo di questa persona particolarmente effervescente, in quanto si sono occupati della pubblicazione del libro L'ombra della casa ed altre storie bagnolesi, che per me è sempre motivo di orgoglio da presentare anche ai nostri ospiti quando arrivano qui a Valgrande. Se qualcuno di voi può essere interessato ad approfondire il discorso delle figure bagnolesi, io li invito a venirci a trovare, a trascorrere qualche fine settimana qui a Valgrande, a cui potrò poi dare indicazioni, ma potrò anche preparare degli sforizi da assaggiare in compagnia e da completare con le nostre 4 ciacole.